Bene amici podisti, ben ritrovati col nostro video diario di Coppa Friuli. Eccoci qua, abbiamo finito la prova serale di Udine, il giro podistico Città di Udine, che comprendeva anche la prova di Coppa Friuli. La gara più lunga di tutto il percorso, un po' più di 10 km. Partenza nuova, siamo partiti non da Piazza Duomo ma da Piazza Primo Maggio, quindi un percorso leggermente diverso, 3 giri da 3 km e qualcosa. È stato un bel percorso, molto impegnativo, tecnicamente c'era di tutto, c'era il pavé, c'erano strappettini, c'erano curve, c'erano persone in mezzo alla strada, piccoli strappetti, non si poteva prendere un ritmo ben preciso, era impegnativo muscolarmente, anche penso che domani sentiremo le gambe un po' stanche. Comunque bene, partenza, siamo partiti con mezz'ora di ritardo, 19:30, la temperatura era ottimale, quindi direi che per il resto è andato tutto bene. Adesso andiamo a sentire se c'è qualcuna che vuole raccontarci com'è andata e ci sentiamo dopo, vediamo se troviamo qualcuno. Ecco, siamo qua con Simonetta Di Lenardo che è venuta un attimo a raccontarci com'è andata la corsa. E lei è andata bene, è andata a premiazione, prima di categoria, quindi adesso sentiamo. Dunque ti è piaciuto il percorso? Cosa ti è sembrato? Dimmi tutto. Sì, molto bello, mi è piaciuto, è un bel giro. Mi sembra che anche l'anno scorso abbiamo fatto un giro così, solo in senso inverso. Veramente bello, mi è piaciuto perché in mezzo alla gente c'era tanto tifo, veramente bello, mi è piaciuto. Sì, era un po' tecnicamente abbastanza un po' impegnativo perché anche muscolarmente con tutti quei pavé, strappettini, curvette, no? Cosa dici? Sì, era molto impegnativo, poi c'erano queste salitine un po' strappettini molto qua, specialmente al Giardini, qua fastidiosi, comunque bello, mi è piaciuto. È andata bene dai anche oggi, no? Sì, è andata bene anche oggi, sono contenta, mi sto divertendo e spero di continuare così. Bene, ci rivediamo a Codroipo, ci sarai anche là? Sì, perché devo fare ancora a Codroipo perché le prime 2 io sono mancata perché sono andata a fare gli italiani di cross al Lago di Garda e sì. Poi siamo andati a fare i nazionali giù a Pisa, quelli del CSI, allora sono mancata le prime 2 e tocca fare 6 e a Codroipo è la 6ª. Ti tocca? Sì. Beh, là non ci saranno salite, sarà un bel percorso più veloce, più corribile, quindi penso che andrà bene, dai. Sì, speriamo. Bene, allora grazie a Simonetta, la ritroviamo a Codroipo, ancora complimenti anche a tutta l'Atletica Viano che è sempre molto competitiva, quindi complimenti a tutti, alla prossima, grazie, ciao. Grazie, ciao anche a voi. Bene, adesso come al solito in chiusura presentiamo la prova della prossima settimana. Domenica 27 maggio torniamo a Codroipo anche quest'anno per la tappa di Coppa Friuli. Siamo qua con i nostri amici dell'Atletica 2000, abbiamo Franco Castellani e Sergio Collavini e tu ti chiami? Ecco, Alan Costantini, che ci spiegheranno, ci illustreranno un attimino il percorso, perché è cambiato, c'è qualche variazione rispetto all'anno scorso, quindi adesso ci spiegheranno tutto quanto. Dunque percorso nuovo, si parte sempre però dall'impianto sportivo. Prima di tutto si parte dal polisportivo comunale di fronte al centro studi, più o meno dove era l'anno scorso, però dall'entrata principale, perché l'anno scorso quella parte lì era occupata e quindi abbiamo dovuto partire sul retro. E quest'anno le novità sono che faremo un passaggio in piazza
E contemporaneamente quella domenica c'è anche la Codroppo in bicicletta, che è una corsa storica in bicicletta, saranno 1500 persone che ci aspettano in piazza e passeremo quindi fra due ali di folla pronte a partire per la Codroppo in bicicletta, quindi sarà anche suggestivo come passaggio. Da lì faremo tutto il centro della piazza, poi ci dirigeremo verso la campagna e ci metteremo sul percorso più o meno dell'anno scorso. Quindi è una parte in campagna, ci saranno circa 3 km di sterrato su 9 km e mezzo di percorso, però è uno sterrato molto battuto, quindi molto veloce e anche molto larghi come strade. Una cosa teniamo a dire, l'anno scorso abbiamo avuto un piccolo inconveniente con l'acqua, è stata una giornata molto calda e non avevamo abbastanza acqua, quest'anno ne abbiamo comprato un tir, quindi abbiamo acqua. Quindi faremo il bagno. Abbiamo acqua a sufficienza e ci scusiamo ancora una volta, come l'anno scorso abbiamo fatto un comunicato su internet per scusarci, perché tra le tante cose da fare ci è capitata questa, che l'acqua non era a sufficienza e quindi siamo rimasti malissimo, perché per noi è un punto d'onore che tutti siano contenti. Beh, comunque sono cose che succedono, dai, non è... Sì, però a noi è dispiaciuto molto, insomma, ecco, perché tutti noi corriamo e quindi sappiamo, era poi proprio sfortuna vuole che era una giornata caldissima. Sì, è vero. Il percorso comunque, a parte il passaggio in piazza che sarà suggestivo, è molto filante e molto veloce. Quindi si può correre bene, si può prendere un buon ritmo. Sono 9 km e mezzo, però poche curve e molto veloce. Benissimo, quindi chi avete sentito si può prendere un buon ritmo e partire e andare avanti, poi sono anche strade larghe, diceva, quindi anche ci si può disporre bene da subito, insomma non ci sono problemi di imbottigliamenti vari. Nessun problema, perché è tutto molto largo e anche i passaggi, le curve sono molto larghe, non c'è nulla di difficoltà. Secondo noi sono 9 km e mezzo che passano in un attimo. Si passerà accanto a Villa Manin. Non possiamo entrarci perché c'è una manifestazione, perché volevamo anche passare in mezzo, però non si può perché c'è un'altra manifestazione, quindi passeremo accanto. E le parti di sterrato, magari adesso vediamo Franco qua, ci dice qualcosa lui, la parte in sterrato com'è? Bella, non ci sono presenti difficoltà? Due viali lunghi, molto dritti proprio, battuti, larghi un 4 metri circa, quindi bellissimi da correre dove ci andiamo noi. Il passaggio in vigna, ecco. che tu eri preoccupato. Vi ricordate l'anno scorso? Sì, avevo protestato anch'io, non si passa nella vigna, quindi abbiamo uno sterrato nuovo. Mi dispiace un po' perché, sì, perché avevamo un nostro sponsor anche della vigna, quindi ci dava un aiuto, poi c'aveva la fontana bella di acqua fresca, quindi andava anche bene, no? Beh, comunque insomma è stato migliorato sotto certi aspetti, no? Perché quel pezzo lì che magari poteva dar fastidio un po', così è stato eliminato, no? Mi pare poi il passaggio in paese, così si fa un po' di movimento, così come ci hanno detto, quindi penso che sarà interessante. Partenza sempre alle 9:30, no? Certo, alle 9:30, poi il percorso più o meno ricalcherà quello dell'anno scorso, a parte la vigna. Chi partecipa all'allenamento di Natale di Iacuzzo Piergiorgio che facciamo ogni anno sa che più o meno le strade sono quelle e quindi più o meno sì, insomma, ecco, non è una cosa così complicata. E speriamo che venga tanta gente e cercheremo, per farci perdonare dall'anno scorso, di dare qualcosa in più. Beh, insomma, sicuramente vi state organizzando, non abbiamo dubbi. Ancora qualcosa da aggiungere? Volevi dire qualcosa? L'arrivo sarà all'interno della pista, faremo un giro intero di pista e quindi sarà l'arrivo sul traguardo classico della pista. Quindi... Bene, anche questa è una cosa nuova rispetto all'anno scorso, avete sentito. Quindi direi che abbiamo detto tutto, no, del percorso, non credo, insomma sono stati abbastanza dettagliati nella presentazione. Niente, allora vi aspettiamo domenica 27 maggio, partenza come sempre ore 9:30 a Codroipo e vedremo come sarà, insomma, questo nuovo percorso. Per il momento direi che possiamo chiudere. Vi lascio come sempre con buoni allenamenti, grazie a tutti gli amici dell'Atletica 2000 che ritroveremo domenica e come sempre buone corse a tutti, ciao!